mia candidatura è scattata dopo anni di impegno nel sociale, anni di impegno nel territorio, per cui a un certo punto ho voluto concretizzare il mio impegno e ho capito che c'era bisogno di rinnovamento e le persone attorno a me rappresentavano questo rinnovamento. Tutta gente molto legata al territorio, gente che ha dimostrato capacità di amministrare, gente che ha dimostrato volontà, disponibilità nel tempo e gente che finora non si è vista nei palazzi. Nei partiti inevitabilmente si deve sottostare a delle scelte altrui. Con una lista civica queste scelte altrui non ci sono, si è molto più vicino al territorio con una lista civica, c'è una trasversalità nell'impegno delle persone, nella professionalità e nella personalità di chi partecipa importante. Essere svincolati da determinate caratteristiche partitiche è un punto di forza. Noi le alleanze siamo disposti a farle sui programmi, quindi o sono delle alleanze programmatiche, ci confrontiamo sui programmi, altrimenti è difficile. I punti del programma sono 6: sociale, territorio, cultura, economia, ambiente e domani. Castelfranco Domani già nel nome dice dove vogliamo arrivare. Il domani a Castelfranco sarà rinnovamento, il domani a Castelfranco sarà giovani, il domani a Castelfranco sarà un modo migliore di vivere la città. Nell'ambito della cultura il nostro è un progetto molto determinato. Noi abbiamo capito che ci vuole una direzione artistica globale, che abbia una visione globale di tutto quello che è l'intervento nella cultura a Castelfranco Veneto. Ci vogliono i luoghi. Il teatro è un luogo di incontro. Il teatro è fatto fondamentalmente da due cose: dall'identità, che è una cosa che si costruisce con gli anni, e da un progetto artistico. Il teatro in tutti questi anni qua è stato come una specie di scatolone che è stato riempito di varie cose. Manca qui a Castelfranco proprio una programmazione che va nel tempo. Perché non c'è una capacità di fare marketing, non cercando degli sponsor, cercando dei partner, dove tu gli vendi un'adesione a un progetto territoriale. Tu lavori con noi e noi siamo qui insieme a produrre ricchezza per il territorio. Il coordinamento a direzione artistica è un percorso ben preciso, sono dei passaggi che lasciano dei segni fondamentali. Cos'è la città d'arte e di cultura? Ci sono due aspetti fondamentali. Uno può essere l'aspetto architettonico, quello che rappresenta una città, e una sono le spiritualità che la popolano, cioè quello che si produce, quello che si riesce a fare. Su ogni settore, su ogni punto del nostro programma ci saranno delle direzioni precise e professionali per avere una visione di quello che si vuole fare. Castelfranco Domani già nel nome segna un po' il nostro percorso. La parola domani è fondamentale. Quando parliamo di domani parliamo di giovani. Nei giovani noi riconosciamo una capacità, riconosciamo sicuramente una risorsa. Parlando di giovani si parla anche di luoghi di aggregazione che a Castelfranco mancano. Dovremmo rivedere completamente l'organizzazione dei luoghi di aggregazione. Dovremmo farci promotori anche nei confronti dei privati, anche nei confronti delle parrocchie, di tutti quegli enti che hanno dei luoghi da poter far accedere ai ragazzi. Uno dei nostri punti del programma è portare a Castelfranco delle manifestazioni di street art. Poi c'è lo sport. Io ho un passato da sportivo, ho un presente da dirigente sportivo. Lo sport deve essere gestito da gente di sport, delle figure professionali. Come nella cultura ci deve essere una direzione artistica,
Nello sport ci deve essere una direzione sportiva. Le piscine possono essere ristrutturate, sappiamo che ci sono dei progetti anche con dei costi contenuti per poterle rimettere in moto e poter fare in modo che abbiano un reale senso per una città come Castelfranco. Tenuta come oggi, la pista di atletica non serve a nulla. Bisogna cominciare a vedere anche la Castellana come territorio. Lo sport può essere la svolta per far crescere questa città, perché è un luogo di aggregazione importante, è un luogo di cultura importante, è un luogo dove si impara a stare assieme. Castelfranco Domani ha una grandissima considerazione ambientale. Castelfranco patisce un elevato tasso di inquinamento, quasi il 50% deriva dal traffico veicolare. Il primo punto è quello della riduzione dei punti critici del traffico e poi di creare ed incrementare, incentivare l'uso delle piste ciclabili, rendendole interconnesse tra di loro e sicure. Sul territorio noi abbiamo delle idee molto chiare. Faremo qualsiasi azione sulla viabilità che sarà necessaria per migliorare l'inquinamento e l'ambiente di Castelfranco Veneto. Fondamentale lo spostamento del bus terminal vicino l'area del polo ferroviario, questo per rendere più agevole lo scambio e il traffico locale, soprattutto per l'aspetto del servizio agli studenti e alle scuole. Per noi sarebbe importante portare questo argomento nelle scuole. Gli studenti possono essere portavoci di questi piccoli campanelli di allarme, incentivando anche per esempio i pedibus in modo da riuscire a toccare con mano dei risultati a livello di ambiente. 20 bambini che si recano a scuola per 100 giorni riescono a ridurre l'inquinamento e quindi l'emissione dell'anidride carbonica in atmosfera di quasi 1 tonnellata. Noi non vogliamo che il suolo venga ancora utilizzato e per questo faremo il di tutto per incentivare l'uso di lotti già edificati, di edifici già presenti, riqualificando tutto quello che è possibile riqualificare, abbattendo oneri o facilitando le attività burocratiche. Snellire le procedure, questo sarà per noi una priorità per quanto riguarda l'economia. Attualmente ci sono delle grosse difficoltà e queste difficoltà i nostri imprenditori le sentono. C'è una ricaduta sul territorio, le amministrazioni possono fare sicuramente qualcosa, non possono far tutto per quanto riguarda le assunzioni, il mondo del lavoro eccetera. Su questo bisogna essere molto onesti nei confronti dei cittadini. Snellire le procedure sappiamo essere un'agevolazione. La lista Castelfranco Domani crede molto nel ruolo principale delle imprese e alla necessità di reinvestire in questo ruolo diventando partner delle imprese, aiutandole, collaborando con loro per ridurre la burocrazia che molte volte rende lento il sistema e rendersi garante dei rapporti con le istituzioni, le banche, la stessa amministrazione al fine di arrivare a un unico obiettivo comune che è quello di incentivare e incrementare l'impresa. La sfida è quella dell'efficienza nel rapporto tra comune e cittadino e per questo motivo Castelfranco Domani vuole sviluppare un progetto che ha definito Municipio Web e che consentirebbe da un lato di offrire alla cittadinanza un servizio di partecipazione diretta, di informazione, di monitoraggio rispetto alla vita del comune e della città e dall'altro consentirebbe alle imprese e alle altre operatori economici di poter interagire in modo diretto, semplice e veloce con l'amministrazione comunale. Il concetto è semplice, il tempo è una risorsa e se noi riusciamo a liberare questo tempo generiamo profitto sia per l'amministrazione pubblica che per il privato. Il nostro messaggio è molto semplice ed è un messaggio di positività.
La nostra visione del sociale parte dal presupposto che la comunità abbia in sé le risorse, naturalmente con l'accompagnamento dell'amministrazione comunale, per dare risposte ai bisogni che la comunità stessa pone. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cittadinanza attiva attraverso progetti di reti di solidarietà fra associazioni, aziende e tutti quei soggetti che possono contribuire allo sviluppo del territorio in cui viviamo. Castelfranco Domani si impegna a realizzare un programma di salute e sanità che tenda a privilegiare gli aspetti legati alla prevenzione, coinvolgendo nel territorio e nelle strutture pubbliche tutta la popolazione in maniera attiva, creando una sinergia tra gli enti e le istituzioni e consentendo la fruizione delle opere pubbliche da parte di tutti, dai bambini e fino agli anziani, che avranno il sostegno dell'amministrazione e la gestione di giornate di educazione sanitaria gratuite aperte a tutti. Ci deve essere da parte dell'amministrazione un agevolare queste realtà. Il volontariato a Castelfranco Veneto, ma non solo, sta dimostrando anche economicamente di avere dei vantaggi veramente sensibili, e noi questo volontariato, questa attività sociale dobbiamo in tutti i modi agevolarla. Dobbiamo agevolarla burocraticamente, dobbiamo agevolarla trovando degli spazi, dobbiamo agevolarla dando dignità a queste persone, dando dignità a tutte quelle persone che danno il proprio tempo per gli altri.